L'epatite C potrebbe scomparire dal Veneto nel giro di 5 anni. Lo annuncia l'infettivologo Enzo Rais, già membro del team internazionale che sviluppò le cure per il virus HIV e che ha appena lasciato l'incarico di primario di malattie infettive dell'ULSS veneziana. I risultati delle nuove terapie sperimentate all'ospedale dell'Angelo di Mestre sono stati infatti sorprendenti. Comportano una guarigione come minimo al 70%, ma gli ultimi dati, che sono ancora in corso di elaborazione, ci autorizzano ad un ottimismo ancora maggiore per coloro che non sono in stadio avanzato e che hanno fallito precedenti terapie. Si potrà arrivare al 90% di eradicazione del virus. I dati, spiega Rais, si riferiscono a persone in stadio avanzato di malattia sulle quali le cure precedenti avevano fallito. Non più cirrosi epatica, che è la fase finale, non più tumore del fegato, non più trapianto di fegato per questa patologia. Di conseguenza ci potrà essere nel giro di 5 anni la probabile eradicazione del virus C dalla gente veneta. L'HIV, ricorda infine l'infettivologo, è ancora presente in Veneto con 284 casi nel 2013. Si tratta di una presenza elevata, diffusa quasi esclusivamente per via sessuale da persone di età compresa fra i 35 e i 40 anni. È un rischio che non va sottovalutato, spiega l'esperto. Spesso chi viene infettato ci mette anche anni a presentarsi in ospedale per una diagnosi, aumentando i danni di una malattia i cui effetti sono molto meno gravi se curati immediatamente.